Assessore, oggi lei ha comunicato in giunta prossimi interventi per il contenimento della nutrie e della loro diffusione. Sono animali dannosi per l'ambiente e anche per la salute. Sì, ho comunicato l'intenzione a breve di intervenire con un provvedimento ad hoc su questa materia perché la specie è una specie che dalla legge nazionale è stata considerata specie non tutelata, non rientra tra le specie protette e quindi al pari dei roditori, topi, ratti è specie dannosa e nociva, solo che si rende necessario un intervento regionale per rafforzare l'azione di contenimento di questa dannosa specie. Soprattutto segnalo il fatto che ha una grande capacità riproduttiva e rovina le aree spondali dei fiumi, soprattutto nelle zone di pianura, e quindi in agricoltura e in ambiente insomma i danni sono rilevanti. L'intervento vuole rendere possibile l'utilizzo di mezzi e di persone che oggi non sono utilizzabili, nel senso che oggi possiamo contenere questa specie solo con la forestale, mentre potendo disporre anche del mondo venatorio e della loro come dire, capacità di intervento sul territorio riusciremo, credo, a dare una risposta efficace a questo grave problema.